Passare dai ristori ai rimborsi e alla svelta. Lo chiedono a due voci il presidente della Confesercenti Nicola Rossi con l'appoggio convinto del presidente della provincia di Padova Fabio Bui. Va cambiato il parametro del calcolo dei contributi alle piccole imprese, non più l'aprile 2019 o le frazioni di anno. Oggi, dice la Confesercenti, va parametrato il fatturato 2020 con quello del 2019. Il problema vero è il rischio di perdere un tessuto economico che non sarà mai più possibile ricostruire. Cosa vuol dire? Vuol dire disoccupazione, vuol dire perdita di servizio, vuol dire perdita di quella qualità della vita che noi oggi conosciamo. Sono 930 milioni di euro i rimborsi arrivati in Veneto dal governo, a fronte di una perdita di fatturato delle PMI stimata dalla CGA di Mestre in 45 miliardi. Per il presidente Bui i soldi vanno trovati tagliando quei bonus che sanno tanto di assistenzialismo. Che non portano da nessuna parte. Mi riferisco al buono ferie, al buono monopattino, al buono bicicletta, al buono pasto, che oggi non creano sviluppo. I nostri disciplinatamente hanno chiuso, hanno seguito quelle che sono le direttive, però ora bisogna aiutarli e tenere in vita questi esercizi economici. Il rischio sempre più concreto, dicono Rossi e Bui, è che in attesa dell'impatto dei vaccini ci si ritrovi con un sistema economico distrutto e senza possibilità di rilancio. Oggi dobbiamo dare lavoro alle imprese, dare certezze alle imprese che devono sapere quando possono ripartire e quando possono ripartire rimanendo aperti, non ad intervalli che non portano a nessuna programmazione né nella loro attività né nelle nostre scelte. Capitolo costi fissi. Molte attività galleggiano nel rapporto entrate e uscite ordinarie, ma al tempo stesso sono in difficoltà a pagare per esempio l'affitto. Non ce la fanno assolutamente a pagare gli attuali canoni. Quello che chiediamo è che abbiamo chiesto un intervento anche a favore degli affitti, in funzione degli affitti, o verso il proprietario dell'immobile o verso l'affittuario,